Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e sono felice di ritrovarvi per raccontarvi di una competizione appena iniziata, molto importante, che speriamo farà gioire tutti gli italiani. Infatti la competizione di cui vi voglio parlare sono gli europei, che sono iniziati da pochi giorni e in cui parteciperà per l'appunto l'Italia, squadra che quest'anno può fare davvero un bel percorso perché grazie a Mister Mancini la squadra ha trovato una quadratura importante, i giocatori hanno molto feeling l'uno con l'altro e la caratteristica più bella da vedere, più importante, è che tutti lottano per il proprio paese con il cuore, cercando sempre di dare il massimo. Quindi ci aspetterà un bellissimo europeo, sperando che dopo il magico mondiale del 2006 ci possa essere un altro trofeo per gli italiani, però sarà ancora tutto da vedere e da gustarci le partite insieme. La prima partita è stata giocata l'11 giugno ed è stata l'inaugurazione degli europei. Appunto la partita è stata Italia-Turchia, partita molto difficile per l'Italia perché la Turchia sembra essere l'avversaria più forte che abbiamo nel girone, visto che nel girone ci ritroviamo con Turchia, Svizzera e Galles, ma l'Italia ha subito dimostrato di essere una delle squadre favorite per questo europeo e ha vinto con un netto 3-0 grazie ai gol di Ciro Immobile, Domenico Berardi, Lorenzo Insigne. La partita è stata dominata dai ragazzi, hanno giocato una partita perfetta sotto ogni punto di vista. Nel primo tempo non erano riusciti a trovare il gol, però si vedeva la voglia di schiacciare l'avversario nella propria metà campo e di continuare a spingere alla ricerca del gol. Infatti poi nel secondo tempo sono stati trovati tutti e tre i gol fatti dall'Italia. Nel girone, l'altra partita tra Svizzera e Galles è finita in parità, quindi in questo momento l'Italia si ritrova prima nel girone ed è un risultato molto importante anche perché i gironi degli europei funzionano in modo tale che non ci sia andata e ritorno, cioè non si giochino sia la partita d'andata che di ritorno con le squadre del proprio girone, ma solamente la partita di andata. Quindi essendo che sono 6 gironi da 4 squadre, l'Italia affronterà le 3 squadre del girone una sola volta, e quindi saranno solamente 3 partite che decideranno il piazzamento nel girone. E sarà molto importante cercare di ottenere il primo posto per qualificarsi agli ottavi contro una squadra in teoria sulla carta più battibile. Questi, come ho potuto vedere, sono gli highlights della partita con le varie occasioni e i vari gol di Italia-Turchia. Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento con l'Italia che affronterà la Svizzera per la seconda partita del girone. Ciao a tutti!